Questa è l'immagine che nei giorni scorsi aveva creato molta preoccupazione a Trissino. Una lunga distesa di sacchi bianchi notati da qualche cittadino in passeggiata nei pressi del cantiere della Pedemontana. All'interno di ogni singolo sacco veniva rigorosamente versato del materiale terroso, prelevato e imballato meticolosamente da personale in tuta ermetica degna di CSI. Il tutto sigillato con un'inquietante dicitura: amianto. Oggi, a sgombrare il campo da ogni comprensibile dubbio, il direttore responsabile struttura progetto Pedemontana Veneta, che ha illustrato apertamente i dettagli delle operazioni in corso. Il materiale è stato classificato, caratterizzato e classificato in modo assolutamente corretto, contiene una piccolissima quantità di amianto che è inferiore ai 100 microgrammi per chilo e che quindi nel complesso il materiale non è da considerarsi pericoloso. Il fatto che ci siano i sacchetti bianchi, gli operatori con la tuta e tutte le aziende, le ditte specializzate in trattamento vuol dire che stiamo utilizzando tutte le precauzioni e tutte le cautele del caso. Tutti i giorni vengono a prenderne e portarli via. Adesso noi siamo arrivati un pochino prima, c'era già il camion che caricava, ne caricano un tot 2 volte al giorno e li spostano, ma è da novembre che si lavora in tal senso. Il materiale, già ritrovato nel 2015, proveniente da qualche cantiere e smaltito abusivamente, fin dalle prime analisi presentava basse concentrazioni di amianto. Questo ha consentito la rimozione con basse caratteristiche d'urgenza e che sono state autorizzate lo scorso anno. Ora, chi pagherà? Il costo dello smaltimento non ricadrà sui cittadini perché è assolutamente all'interno del rischio di costruzione che si è assunto in capo il concessionario. Ritrovamenti del genere lungo Pedemontana purtroppo non è il primo, non dipende dalla strada, dipende dalla gestione che è stata fatta da parte dei cittadini fino ad oggi dei rifiuti. Se lungo il tratto di Pedemontana si scava e si trovano dei rifiuti, meno male che li abbiamo trovati proprio lungo il tratto di Pedemontana, perché vuol dire che in questo modo il concessionario è costretto a bonificare quella parte.